mostra di tappeti allestita a Sassari con il progetto Calpestiamo la guerra. Ce ne parla Mario Mossa. All'origine c'è la denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile attraverso il confronto fra i tappeti firmati dagli autori sardi più grandi e quelli dei bambini afghani. Per la manifestazione Invito a Palazzo, la Banca di Sassari ha scelto di ospitare una mostra intitolata Calpestiamo la guerra. I primi visitatori sono stati i ragazzi delle scuole della città, introdotti alla conoscenza di un mondo lontano e spesso del tutto sconosciuto. Abbiamo alcuni esempi che rappresentano le invasioni che il popolo afghano ha subito durante questi anni, partendo dall'invasione sovietica a fine anni 70. Proseguono poi con le guerre che sono ancora in atto, quindi guerre intestine, ma anche le invasioni fatte da altre nazioni. Abbiamo esempi, ad esempio, dell'attacco a Torri Gemelle, oppure abbiamo esempi di bombardamenti e di carovane di mezzi militari. Arrivata a Sassari direttamente dall'Expo di Milano, la mostra dei tappeti disegnati dai bambini afghani sarà ospitata a partire dal 17 di ottobre al Museo Muraz di Samugheo, che ha dato vita al progetto insieme all'Istituto di Credito e all'associazione Cooperation Onlus. Lo sport calcio, prima sconfitta di stagione per il Cagliari, finisce 1-0 la sfida contro il Pescara. Paolo Mastino.